Era giunta l'ora di resistere, era giunta l'ora di essere uomini, di morire da uomini, per vivere da uomini. Sono le parole di Pietro Calamandrei, ricordando il 5 marzo del 1943, quando a Torino, alle ore 10, gli operai incrociarono le braccia e scesero in sciopero, nonostante le severissime pene previste dal Codice Rocco. Nel 1943 la fine della Seconda Guerra Mondiale era ancora molto lontana e il conflitto tra fascisti e antifascisti nel territorio della Repubblica di Salò, fondata proprio nel settembre di quell'anno, doveva ancora scrivere uno dei capitoli più drammatici della nostra storia, ma è da lì che partì il percorso che poi ebbe il suo culmine il 25 aprile del 1945. È una festa che va celebrata in ogni occasione, anche in questa condizione così difficile, però testimonia a tutti noi come tutti assieme, continuando a basarsi su quei valori, si può ricostruire un paese. Un paese da ricostruire sulla base di democrazia, solidarietà e giustizia sociale, dice Agiollo, principi che rimangono alla base della festa del 25 aprile, anche ora che a causa del coronavirus il 75° anniversario della liberazione dovrà essere celebrato in un modo differente. Avremmo voluto farlo in piazza, ma la pandemia che sta investendo il nostro paese ce lo impedisce. Abbiamo però deciso di fare un'iniziativa in una piazza virtuale. Una piazza virtuale che potrà essere seguita dalle 9.30 alle 12.30 sulla pagina Facebook dello SPI CGIL di Venezia, con letture, filmati storici, la musica di Luca Bassanese e interventi di ANPI, CGIL e SPI, della rete degli studenti e dell'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza. Nessuna revisione storica potrà mai cancellare le stragi di Marzabotto e di Sant'Anna di Stazzema e le altre migliaia di stragi. Nessuna revisione storica potrà mai cancellare i campi di sterminio di Dachau, Auschwitz, Birkenau, Buchenwald.